Facchetti di Treviglio, le riprese di Stefano Borgonovo, il commento di Paolo Taddeo per il match valido per la 25esima giornata, 10° turno di ritorno del campionato di Serie 2 Girone Est. Remer Treviglio, padrone di casa, sesta in classifica con 26 punti, contro Andrea Costa Imola in maglia rossa da trasferta per questo match che inizia con l'attacco di Treviglio agli ordini di Sergio Nocce di Latina, Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno e Giampaolo Marotta di San Benedetto del Tronto, con Roberto Vaccarini, designatore degli arbitri, al tavolo in qualità di commissario del match. Il primo attacco di Treviglio non è dei migliori, lo scarico di Marino per Kizlin viene intercettato parzialmente dalla formazione ospite che schiera con il numero 43 l'ex di turno Gerardo Sabatini, poi col 15 Carvel Anderson, col 17 Hassan, col 2 Washington e col 5 Maggioli. Il primo canestro è proprio per Gerardo Sabatini, l'anno scorso in maglia Remer con compagno Tommaso Marino, che invece è in campo con Turel, Kizlin, Sorocas e Rossi. L'errore al tiro con il tapina volante da parte di Paulius Sorocas, l'unico di questo quintetto base che non è stato compagno di Gary Sabatini la scorsa stagione qui al Palafacchetti di Treviglio. Seguiamo questo attacco di Hassan che va da Maggioli, il raddoppio, poi torna Rossi su Maggioli, il piazzato del lungo pesarese. Primi 2 punti anche per l'ex capitano di Iesi. Palleggio di Sorocas con una difesa 2-3 molto allungata da parte di Imola. Nell'angolo Turel questa volta si alza, la tripla. Prima tripla dell'incontro per Mirko Turel, 5-4, vantaggio Remer Treviglio. Washington gioca per Henderson, ancora il piazzato di Maggioli, questa volta al ferro, rimbalzo di Sorocas, prova ad andare con il suo ritmo preferito la Remer. Sorocas ha cercato un assist per Rossi, intercettato da Maggioli, ancora transizione, Sabatini che cerca di far andare a 1000 il suo motore, le sue leve e la sua velocità. Washington di nuovo per il playmaker bolognese. Ancora il Washington, palla persa, si apre il contropiede, Noluca di Turel per i primi 2 punti di Thomas Kizlin. Ovviamente l'arma della transizione in contropiede per la formazione di Treviglio, reduce da 2 vittorie consecutive di prestigio in casa con Verona e sulla parquet del Palamaggetti di Roseto. Ottima uscita dalla blocco da parte di Carvel Henderson e il fallo di Mirko Turel in ritardo. 3 tiri per Carvel Henderson, giocatore da 18 punti di media, da 91% dalla lunetta. Perfetta l'esecuzione del primo personale del giocatore dall'Indiana, secondo anno alla corte dell'amministratore unico Giampiero Domenicali, così come sono il secondo anno De Nicolao in panchina, Capitan Prato in panchina, Hassan e Preti. Quindi la formazione di coach Ticchi ha mantenuto 5 decimi dello scacchiere della passata stagione, dell'ottima stagione passata. Adesso una conclusione di Rossi che viene beffato dal ferro dopo l'accenno di zona tutto campo press da parte di Imola, quindi situazioni tattiche subito aperte tra i 2 allenatori, con Turel che prende il rimbalzo, prova a spingere Marino, cambia lato con l'ottimo rientro di Leonard Washington, intercetta il pallone che Marino aveva direzionato verso il cieco volante di Treviglio, Thomas Kizlin. Partita che già nelle prime battute, primi 3 minuti, si annuncia come molto tattica anche da parte dei 2 allenatori. Marino, la tripla sul ferro, rimbalzo per Emanuele Rossi,
mette giù il pallone Rossi, vuole attaccare Washington, la finta, piede perno di Rossi e questa volta il ferro lo aiuta. Primi 2 punti anche per il capitano. Quattro quinti del quintetto di Adriano Vertemati sono andati a segno. Ora Hassan, c'è il cambio di marcatura accettato, poi torna su di lui Kizzi, la tripla di Norman Hassan. 9 Remer Treviglio, 10 Andrea Costa Imola, 6:22 sul cronometro. Marino ferma il palleggio, va da Sorocas, ancora deve attaccare la zona Treviglio, prova la tripla Sorocas, tripla frontale. Ora Maggioli si libera dalla marcatura di Rossi, non arriva l'aiuto, arriva un sottomano facile per il 2,12 m di Imola. Marino contro Washington, Turel finta il tiro, lo scarico per Kizrin, ancora chiuso da Norman Hassan, si cambia lato da Marino per l'angolo, un passaggio volley che però Turel non riesce a trasformare nella tripla del potenziale più 3. Ora Hassan contro Kizrin, palleggio sinistro, va da Anderson, finta l'arresto e poi quasi un'infrazione di passi, riesce a servire un compagno ma c'è l'intercetto di Sorocas e poi Sorocas non riesce a direzionare il pallone a favore di Thomas Kizrin. Primo cambio per Treviglio, 4 minuti e 30 di gioco, esce Kizrin, entra Matteo Tambone. La rimessa che Hassan affida a Gerardo Sabatini, classe 1994, 2 punti finora, 6,5 di media, 3,5 anche i rimbalzi per il giocatore di 180 cm che gioca questo pallone per Carvel Henderson. Ancora Henderson, tenuto bene da Tambone, lo spazio per la tripla di Sabatini sul ferro, rimbalzo di Sorocas, Tambone sul primo palleggio di Tambone, c'è un accenno di Henderson, Tambone va comunque a ridosso della linea del 6,75. Ora Marino, Turel, il blocco di Rossi per lui, arresto e tiro di Turel, doppio ferro, rimbalzo che Rossi riesce a strappare a Maggioli, altri 14 secondi per la Remer, arriva il blocco di Rossi per Marino, gioco a 2, eccolo qua il piazzato di Rossi che risponde con uguale moneta all'avversario più nobile per Pedigree, Michele Maggioli. 5 anni in meno per Rossi, ma 6 centimetri anche in meno rispetto a Maggioli. Anderson, ecco il tentativo di anticipo da parte di Rossi che va oltre la linea di fondo, palla contesa, grande difesa da parte di Emanuele Rossi, grande duello ad alta quota. Rossi in panchina, subito una chiave tattica, prova ad abbassare il quintetto Adriano Vertemati, schierando i 203 centimetri di Chillo. Vedremo se sarà lui, come in effetti succede dalla prima azione, a prendersi cura di Maggioli. Rimessa per Henderson contro Tambone, 4 secondi, 3, 2, 1, non se ne sono accorti che stavano scadendo i 14, non se ne sono accorti perché il cronometro sulla palla contesa, avendo riconsegnato la palla alla Andrea Costa Imola, non è stato resettato ma è ripartito dai secondi che aveva a disposizione, poco più di una decina. 4 minuti e 6 secondi sul cronometro del Palafacchetti, ancora la zona per Imola con Chillo, pallone fuori per Tambone, mano ancora fredda per Tambone che non trova la via della retina, rimbalzo conquistato da Leonard Washington, servito Prato, è rientrato anche lui in questo match dalla panchina. Sabatini, Washington contro Sorocas, la finta, il tiro di Washington. Primi 2 punti per il giocatore di Lake Charles, Louisiana. Tambone nel cuore della difesa ospite, questa volta riprova dall'altro lato e trova la mira giusta. (17) Remer Treviglio, 14 Andrea Costa Imola, 3-17 Prato ferma il palleggio, va da Washington, ancora il Colored, Sabatini
l'attacco di Sabatini contro Marino ed è il secondo fallo di tutta la partita. Doppio cambio per gli ospiti, dentro De Nicolao per Sabatini e Amoni per Maggioli, quindi contromossa. Abbassa notevolmente il quintetto anche Giampiero Ticchi, seconda stagione per lui con Imola, dove ha come assistenti Lorenzo Dalmonte e Mauro Zappi. Tambone cerca di contenere Anderson, servito Washington che va a schiacciare Leonard Washington nel cuore della difesa di Treviglio. Di nuovo parità sul 17-16. Il blocco di Chillo per Marino che penetra e scarica per Sorocas, 12 secondi per chiudere l'azione, consegnato per Tambone, Tambone contro Amoni, Turella finta, all'indietro non è preciso la sua conclusione. 7 su 16 al tiro per Treviglio, 5 su 8 per Imola, che ha anche 3 su 3 tiri liberi, 5 rimbalzi, anzi 6 Imola contro i 3 di Treviglio, tutti difensivi per entrambe le formazioni. Washington, ottimo gioco per De Nicolao, arriva in ritardo l'aiuto di Chillo e Imola va a condurre 18-17. Poco più di 2 minuti. Blocco di Chillo ancora per Marino. Marino va da Turella, la finta, attacca De Nicolao. Il fallo di Francesco De Nicolao. Primo fallo per il padovano. Fuori Washington. Dentro anche con la numero 14, l'under di Castel San Pietro Terme, Jacopo Preti. Sorocas in panchina, dentro, a proposito di under, il nazionale under 20, Alessandro Spatti. Meno di 2 minuti alla sirena del primo quarto, un primo quarto equilibrato con vantaggi sotto le 3-4 lunghezze. Spatti per Preti, affrontato da Jacopo Preti. Poi Turella cerca l'assist finale per Chillo. L'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore in maglia rossa. Altro cambio per Marino, per Bertonati che richiama Marino. Di nuovo Kizin, 3 secondi per chiudere questa azione. Turel, sono 2 punti. ...102 secondi alla sirena del primo periodo. Anderson e De Nicolao, un accenno di difesa particolarmente spinta anche da parte di Treviglio nella metacampo avversaria. Si libera però uno spazio per la tripla di Patrizio Prato. 2 punti da recuperare per la Remer, 19-21. Turel gioca per Spatti che si alza, sono suoi i punti del pareggio, quota 21, 1-10 alla fine del primo quarto. Piacevole questa partita, di nuovo Prato, Kizlin lo difende nell'angolo, la conclusione sbagliata da parte di Preti, il rimbalzo di Tambone, Tambone spinge, siamo entrati intanto nell'ultimo minuto, spazio per la finta di Mirko Turel che poi va da sotto, altri 2 punti e sono 7 per il giocatore di Pordenone, 3 su 6 per lui al tiro. 23-21. De Nicolao contro Tambone, Patrizio Prato contro Kizlin, Francesco Mone contro Chillo, Carvel Henderson contro Turel, fino in fondo lo schiacciato, il passaggio per Preti che sbaglia, Turel prova a spingere la transizione, rischio di infrazione, il pallone consegnato a Kizlin, spazio per Tambone, Turel da 3 non va, il rimbalzo è conquistato da Patrizio Prato che sceglie il corridoio sinistro, spazio per l'ultimo tiro, mancano infatti soltanto 12 secondi. 10, gioca col cronometro ovviamente l'argentino di Buenos Aires. Fischio, fallo per Thomas Kizlin che spende in effetti direi anche abbastanza intelligentemente il suo primo fallo. Cambio per
Virtemati che gioca la carta a Savoldelli. Quindi 9 giocatori usati da entrambi i giocatori, gli allenatori. Rimessa per Anderson che vede scivolare il pallone. Kizin deve provare la preghiera, arresto e tiro di Kizin, non va per un soffio, però è riuscito a costruire il miglior tiro che poteva e questo è giusto che gli venga tributato con l'applauso. Un primo periodo molto piacevole. Remer Treviglio 23, Andrea Costa Imola 21. Tutto è pronto per Facchetti per l'inizio del secondo quarto. 23 Remer Treviglio, 21 Andrea Costa Imola. Dopo i primi 10 minuti chiusi con 7 punti di Turella per la formazione bergamasca e già 7 giocatori di Imola a referto, non hanno segnato per ora soltanto Preti e Amoni, partiti dalla panchina. Tambone apre con la tripla che fa saltare la scatola difensiva che sta cercando di proporre Giampiero Ticchi con i suoi biancorossi. Maggioli, Amoni, poi di nuovo Sabatini. C'è stato uno scontro all'interno dell'area tra Rossi e Parato. De Nicolao riesce a servire Amoni, Amoni lascia sul posto Spatti, poi la crossa direttamente nelle mani di Tambone, prova a mettere velocità Tambone, Spatti non riesce a chiudere il triangolo, va adesso con Kizin, circolazione ottima per la tripla che anche se sbagliata ci sta tutta. La tripla anche se sbagliata ci sta tutta perché Treviglio ha fatto girare la palla in maniera eccellente. Primo fallo intanto per Maggioli. Doppio playmaker in questo momento in campo per coach Giampiero Ticchi. Rossi per la Remer contro Maggioli, poi si affida a Tambone, 6 secondi per chiudere questa azione. Vuole il blocco, va da 3 ancora Tambone sul ferro e poi Maggioli strappa il rimbalzo. Eccolo qua, fino in fondo, Prato sbaglia il rimbalzo di Francesco Amoni. Si va fuori Sabatini che affronta Rossi, lo scarico per Maggioli, corta la conclusione, rimbalzo per Kizin che è a campo aperto, poi viene raddoppiato, spazio adesso a Nicola Savoldelli. Tambone, Rossi contro Maggioli, la linea di fondo per Rossi, calpestata dal capitano di Treviglio. Anzi no, il fallo di Michele Maggioli, secondo fallo per lui. Spalancano quindi le porte della panchina per il numero 5 dell'Andrea Costa. Kizlin va da Rossi, Rossi adesso contro Amoni, il semigancio del capitano di Treviglio. 3 su 4 per lui. Remer che si spinge sul più 7, 28-21. De Nicolao, un passaggio schiacciato, Nicola Savoldelli lo recupera e Amoni va a fermare la transizione rischiando il fallo sportivo, ma è stato molto attento intervenendo sul tentativo di intercettare la palla. Quindi c'è questo time out al 12° minuto, un time out obbligatorio per Imola che è di rientro dal primo quarto, considerando che aveva subito un parziale di 4-0 anche sul finire della prima frazione, si trova ad aver subito un 9-0 a cavallo dei 2 periodi che ha obbligato coach Giampiero Ticchi a chiedere questo minuto di sospensione. Dicevamo dei 7 giocatori emiliani che erano già andati a segno, 4 per Washington e Maggioli, 3 per Anderson, Hassan e Prato, 2 per Sabatini e De Nicolao, che sono i punteggi del 9° minuto del primo quarto che non si sono più sbloccati.
in Casaremer, 7 punti per Turel e 6 di Tambone che ha un 2 su 4 nelle triple. Ancora 0 Marino, Chillo e Savoldelli, con gli ultimi 2 subentrati dalla panchina. Tre falli di squadra per Imola in questa seconda frazione, di cui abbiamo visto 2 minuti e una manciata di secondi. Tambone si ferma, va da Savoldelli, Spatti, ancora Savoldelli, attacca Savoldelli, lo scarico per Kizling, chiuso bene da Sabatini, 6 secondi, 5, arriva il blocco di Rossi, in step back forzato, la conclusione di Thomas Kizling, controlla il rimbalzo difensivo l'Andrea Costa, che è ora in attacco con Sabatini che cerca, c'è un cambio difensivo adesso, Sabatini con Savoldelli, Washington contro Rossi, americano avanza, la pinta, tiene la difesa di Rossi, ancora 6 secondi, Sabatini, scusate Amoni, ancora per Washington che alza la parabola, il tagliafuori di Spatti che conquista anche il rimbalzo difensivo. Tambone, Savoldelli, Kizling, il blocco di Spatti per lui, nell'angolo Tambone, attacca De Nicolao, si va da Savoldelli, poi Rossi, la finta, la conclusione di Rossi che sbaglia, rimbalzo controllato da Tambone con il tagliafuori protagonista di Spatti. Ancora Tambone, chiuso, raddoppiato, Rossi stava entrando, palla persa, transizione aperta da Sabatini, Sabatini contro Tambone, fino in fondo Sabatini che sbaglia, lotta rimbalzo, finisce a Washington che segna i primi 2 punti di Imola da 4 minuti a questa parte. 28-23, più 5 Remer Treviglio, palla in mano per i trevigliesi, Kizling, pallone quasi rubato, poi ricontrollato da Rossi, arresto e tiro di Savoldelli, beffato dall'anello. De Nicolao per l'Andrea Costa, va dalle parti di Amoni che riceve poi dopo il blocco, Spatti in ritardo, commette il suo primo fallo. Pronti Marino e Sorocas sulla sedia del cambio per Treviglio, fuori Savoldelli e Spatti, i 2 giocatori prodotti dal vivaio blu orobica che ritrovano posto in panchina tra gli applausi del pubblico di Treviglio. Anche oggi un'ottima cornice di pubblico, attenzione, un gioco di Amoni per Washington che riesce in qualche modo a servire un assist che De Nicolao però non concretizza, poi in 3 su Tambone che riesce comunque a servire Sorocas. Ora a fianco di Tambone in cabina di regia c'è Tommaso Marino, pallone per Sorocas, Sorocas contro Amoni, infrazione difensiva con Ciccio Amoni che commette il suo secondo fallo, 2 falli a testa per i lunghi di Imola, Maggioli in panchina e Amoni in campo. Bonus esaurito proprio da loro 2 in questa seconda frazione. Situazione falli con 4 giocatori di Treviglio con un fallo invece. Dall'altra parte, oltre da Amoni e Maggioli, c'è un fallo per Francesco De Nicolao. Sorocas, eccolo che affronta proprio De Nicolao. Sorocas esplode tutta la sua fisicità contro i 185 centimetri del playmaker veneto. Eccolo qua De Nicolao contro Matteo Tambone. Washington, ottimo il giro sul primo passo, arriva il tentativo di stoppata da parte di Rossi, stoppata irregolare, anzi fallo per il capitano che diventa così il quinto giocatore trevigliese a commettere il primo fallo personale e va come già in precedenza del primo periodo a prendere posto in panchina. Ora vedremo se Andrea Costa, togliendo Amoni con Jacopo Preti, abbassando quindi il proprio quintetto che ha soltanto i 201 cm di Washington e i 200 del bolognese Jacopo Preti, soffrirà un po' di più a rimbalzo, ma certo pagherà un po' più in agilità, in velocità, con dall'altra parte i 203 cm di Chillo e i 200 di Sorocas. 0 su 2 per Leonard Washington. Un rimbalzo controllato da Treviglio, poi Tambone rischia di regalare a Sabatini il pallone che però il numero 43 dell'Andrea Costa non riesce a controllare perfettamente.
-7 Imola, palla in mano a Treviglio, 5:15 sul cronometro, tampone per Kizzi. Chillo cambia lato, ma c'è l'intercetto perfetto, preciso, puntuale di Gerardo Sabatini. La velocità di Sabatini che quasi scivola, ma riesce in qualche modo a servire De Nicolao, che però viene fermato dalla puntuale fischiata di Giampaolo Marota, il direttore di gara di San Benedetto del Tronto, che ha beccato il biancorosso a calpestare la linea laterale di campo. Ancora una difesa a tutto campo da parte di Imola. Pallone recuperato da Sabatini, che riesce a perfezionare il recupero. Transizione chiusa da Sabatini, che però non trova il canestro nonostante il tentativo di proteggersi con l'anello. Sul rimbalzo l'ultimo tocco è di Leonard Washington, gliel'ha contestato fino all'ultimo Sorokas, e qui c'è stato il grande lavoro di Sorokas. Ancora Ticchi che si allarga indicando 2 con le mani per chiamare questa difesa zona 2-1 che diventa 2-3, molto allungata. Chillo sbaglia da sotto, il rimbalzo di Preti. Prato per Sabatini, Washington. Poi finta il tiro, va in quota Leonard Washington ed esplode nuovamente la sua straordinaria fisicità. Prende anche il primo fallo di Paulius Sorokas e se ne andrà in lunetta con un aggiuntivo. Uno su 3 questa sera, cronometro fermo per Leonard Washington. Marino per Kizli. Con questa tattica però Imola rosicchia qualche secondo nella impostazione dell'azione di Treviglio. Marino, arresto e tiro. Primi 2 punti anche per il playmaker senese. Remer che torna sulla +6, 32-26. Prato, la finta, fino in fondo, tiene bene la difesa di Turel, poi prende il rimbalzo. Turel è sul fronte opposto, va a prendersi il fallo di Sabatini. Per Sabatini si tratta del primo fallo per Mirko Turel, primo viaggio in lunetta. Capitan Prato in panchina per lasciare posto a Norman Hassan. Fuori anche De Nicolao per ridare campo a Carvel Henderson. Primi tiri liberi per Treviglio in questo match. Due su 2 per Turel, che si porta a 9 punti. E porta per la prima volta a 8 il margine di vantaggio della formazione bianco-blu. 34-26, 3-24 alla conclusione della seconda frazione. Sabatini voleva Henderson, inizia ad aprire il palleggio, lascia sul posto Marino. Poi c'è la conclusione di Leonard Washington sul ferro, rimbalzo di Sorokas concesso a Marino. La transizione, Chillo si ferma, Marino per Kizin, di nuovo il playmaker senese di Treviglio. Sorokas prova ad affrontare Prato fino in fondo, la correzione di Matteo Chillo. E adesso sono 8 i giocatori di Treviglio a referto. 36-26. Henderson per Washington, attacca Chillo, Washington tiene bene Chillo, arriva l'aiuto di Sorokas, il rimbalzo strappato ancora da Washington e questa volta trova la retina. 11 per Washington. Dall'altra parte il tentativo è andato non a buon fine per la Remer di Marino. Henderson dà una mano in cabina di regia, prova a seguirlo Turel, ancora Henderson
fino in fondo, gli lascia strada in qualche modo Sorokas, e a questo punto c'è il time out chiesto da Treviglio, che era volata sul più 10 e si ritrova solo, tra virgolette solo, con 6 punti di margine sul 36-30 a 2 minuti e 18 secondi dalla conclusione di questo match, un match che è salito di intensità difensiva nel secondo quarto dopo il 23-21 dei primi 10 minuti. Adesso c'è un 13-9 che dimostra come le due difese siano state un po' più attente, con Treviglio che è riuscita a congelare la propria area per 4 minuti, per i primi 4 minuti, nel corso del quale si è creata un primo mini break che ha toccato le 7 lunghezze. Poi grazie a Turella e a una correzione di Killo ha toccato anche il più 10 sul 36-26. Poi le realizzazioni di Washington, che ha già realizzato 7 punti, o meglio ha realizzato 7 punti su 9 di Imola nella seconda frazione, hanno riportato a -6 i biancorossi. Si riparte al pallapacchette di Treviglio, ancora vedete la difesa nella metacampo avversaria da parte dell'Andrea Costa Imola, con Marino costretto a servire Turel, poi Turel a sua volta in difficoltà. Marino lo scarico nell'angolo per Kizlin, si va da Sorokas, Sorokas attacca Preti, nell'angolo c'è Turella, sbaglia Turella, rimbalzo che Maggioli strappa a Killo, Sabatini, arriva l'aiuto da dietro da parte di Killo, palla recuperata, stiamo parlando di tanti bolognesi in campo, in questo momento Killo, attenzione Turel che sbaglia, il rimbalzo è di Gerardo Sabatini, è già il quarto rimbalzo della partita, già oltre i suoi 3,5 di media. Onda d'urto presente a tifare per i colori biancorossi qui al pallapacchette di Treviglio. Anderson in una selva oscura trova il 7° punto della partita. -4, 36 Remer Treviglio, 32 Andrea Costa Imola, 1:15 sul cronometro. Killo chiuso bene da San, ancora Marino nell'angolo a Sorokas, fino in fondo Sorokas va a prendersi il terzo fallo di Michele Maggioli. Non è Maggioli ma è Jacopo Preti, il bolognese di Castel San Pietro. Prima lunetta della serata per Sorokas, sbaglia il primo, se realizza il secondo del primo trevigliese a toccare a doppia cifra, 10 per Sorokas. Fuori Preti, dentro Amoni, fuori Sorokas, dentro Rossi. Ultimi 64 secondi, Rossi va subito a prendere posto attaccato a Torre Maggioli, mentre Killo si francobolla ad Amoni. Chiama lo schema Sabatini, sempre difesa individuale quella di Treviglio. Con Turella su Calvel Anderson, Rossi, secondo fallo per lui. Bonus esaurito anche per Treviglio. Primo giocatore di Treviglio a raggiungere quota 2 falli. Dentro immediatamente Sorokas al posto di Rossi per evitare la terza penalità del proprio capitano. Anderson si carica la tripla sul ferro, poi Kizlin strappa il rimbalzo a Sorokas, supera il metacampo in palleggio. Kizlin, lo scarico per Turel. Sorokas cambia il gioco, va da Killo. Marino, il blocco per lui, l'arresto e tiro di Marino sbagliato. Rimbalzo per Killo che esce, palla in mano. La rigioca per Turel. Turel attacca Anderson.
perde la maniglia Turel, che poi riesce a servire in qualche modo Kizin. Chillo costretto alla tripla, ma la circolazione di palla è ancora ottimale. La tripla frontale di Matteo Chillo. Treviglio è andata a prendere nella spazzatura una palla che sembrava persa e si ritrova a meno di 21 secondi dalla sirena di metà gara, di nuovo avanti di 8 lunghezze, 40-32, con Giampiero Ticchi di nuovo intenzionato a chiamare il minuto di sospensione per cercare presumibilmente di orchestrare il miglior possesso palla e orientare i suoi giocatori al miglior tiro, alla miglior conclusione di questi primi 20 minuti di gioco. 40-32, con Treviglio che ha segnato 17 punti finora contro i 23 del primo quarto. Imola invece ha praticamente dimezzato il bottino, 21 nella prima frazione e 11 sinora, anche se, ricordiamo, ha la possibilità comunque di rosicchiare ancora qualche punto con l'ultimo possesso del secondo periodo. Ovviamente non trattandosi degli ultimi 2 minuti di partita, dopo il time out si riparte da dove era l'azione, vale a dire canestro subito da Imola, quindi dal proprio canestro difensivo. Henderson contro Marino, mentre Turel si è preso cura di Sabatini. 8 secondi, l'attacco di Henderson, c'è l'aiuto di Chillo, ancora Henderson dalle parti di Chillo, la conclusione non va, la correzione fuori dai 24 secondi disponibili. Ottima la chiamata della terna arbitrale, Amoni aveva trovato il canestro, ma dopo che si era accesa anche la lampada della segnalazione visiva della fine del periodo, per cui un periodo che è andato nettamente nel punteggio a favore della Remer Treviglio, che con un parziale di 17-11 chiude metà gara avanti 40-32. Una pausa dal Palafacchetti. Palafacchetti, si ritorna in campo per la seconda metà di gara tra Remer Treviglio e Andrea Costa Imola. Imola che è terza a 2 soli punti dalla vetta, occupata attualmente da Brescia e Treviso. Scusate, da Mantova e Treviso. Brescia è appaiata a quota 32 con Imola in piena zona playoff, invece a ridosso tra la sesta e la 10ª posizione la Remer Treviglio. 40-32 il punteggio, Maggioli apre le danze ma il pallone è sul ferro, rimbalzo recuperato da Sabatini che serve di nuovo Maggioli, quindi altri 14 secondi a disposizione della squadra di Cocciaticchi. Leonard Washington, un'altra palla quasi persa, Tambone va in transizione, poi attende l'arrivo dei compagni, ferma il palleggio, va da Rossi, Marino per Rossi, Turel, la conclusione di Turel, 11 punti per Mirko Turel. Remer a più 10 dopo 21 minuti di gioco. Henderson per Washington, altra palla persa per i biancorossi, passaggio dietro la schiena di Turel, un no look di Sorocas per Rossi sul quale scende il passaggio a livello Leonard Washington. Primo fallo per il giocatore americano di Imola. Nettamente fuori misura la conclusione del capitano di Treviglio.
Treviglio che è in campo con Marino e Tambone in cabina di regia, Turel esterno e sotto le planche Sorocas e Rossi. Per gli ospiti Sabatini con Carvel Henderson e Norman Hassan esterni, poi Leonard Washington e Michele Maggioli. Eccolo qua il numero 5 di Imola. Sabatini attacca Turel, si ferma, serve Hassan chiuso da Marino. La difesa 3 secondi, costretto alla conclusione direttamente nelle mani di Sorocas. Stavano scadendo i 24 secondi. Treviglio a più 11, 43-32. Sorocas finta il tiro, poi va da Tambone. Attenzione a Turel, spazio per la tripla. Non va, rimbalzo strappato da parte di Maggioli. Carvel Henderson, Tambone tiene la difesa su di lui. Ora su Maggioli c'è Sorocas. Sabatini lo penetra e scarica, tipica azione del playmaker bolognese. Henderson per Maggioli. Sesto punto per il giocatore in maglia numero 5. Marino fino in fondo, perde però la maniglia, riesce in qualche modo a servire. Tambone, Sorocas cerca la tripla che trova 2 volte il ferro. Ed ora Imola da meno 9 può ridurre ulteriormente il ritardo affidandosi a Henderson. Henderson vuole Washington attacca Sorocas. Eccolo il movimento di Washington per Maggioli, il piazzato di Maggioli, secondo canestro consecutivo per lui, da più 11 a più 7 per la Remer. 43-36, Sorocas attacca Washington, poi fuori per Rossi, si va da Tambone, il blocco di Rossi, Tambone va da Sorocas, il piazzato, gioca sotto invece per Rossi, accoppiato a Carvel Henderson. Sono 9 quelli del capitano di Treviglio, 4 su 6 dal campo, 1 su 2 dalla lunetta e 3 rimbalzi per Rossi. Henderson per Sabatini, Hassan attacca Turel fino in fondo, tocca il pallone Turel, anzi no, l'ultimo tocco è di Hassan. Difesa positiva per Mirko Turel con Hassan che forse chiedeva un ultimo tocco da parte del giocatore in maglia bianco-blu. Tambone seguito da Carvel Henderson, forse un contatto. Sorocas, Tambone questa volta, infrazione di passi da parte di Tambone. Aveva mimato un contatto con Carvel Henderson Tambone nella precedente azione, adesso nel contatto gli sono stati sanzionati le infrazioni di passi. Ora Marco Pierantozzi va a parlare tranquillamente con Vertemati. Non è un richiamo ufficiale, ma è stato soltanto un conciliabolo tra il tecnico trevigliese e il direttore di gara di Ascoli Piceno, ma soltanto per residenza, perché è bresciano, ha 33 anni, giusto uno in meno rispetto ad Adriano Vertemati, che ne ha 34 ma ne compierà 35 il mese prossimo. Maggioli sbaglia, rimbalzo strappato da Sorocas, pallone per Marino, poi Tambone, arresto e tiro di Tambone, la tripla che entra e esce, particolarmente sfortunato Tambone in questa situazione. Sempre 9 punti tra le due squadre. Sabatini per Hassan, lo scarico per Maggioli, attenzione alla tripla di Sabatini, no, la cede ad Hassan, ottima circolazione anche da parte di Imola con Marino che quasi fa sfuggire il pallone. Marino prova ad attaccare, no, arresto e tiro alla sua maniera. Tommaso Marino da 2 punti. 47-36, più 11 Remer Treviglio. Hassan, Henderson, arresto e tiro di grande classe. Sono 9 anche i punti per la guardia statunitense. Marino riceve da Rossi, linea di fondo per Marino che riesce a servire Turel. Slalom di Turel che però viene intercettato
da Sabatini, transizione di Sabatini per Leonard Washington, alla terza schiacciata della serata, 13 punti per lui, 47-40, 4-0 il parziale per gli ospiti. Rossi contro Maggioli, movimento di Rossi che va a prendersi il terzo fallo di Michele Maggioli. Secondo viaggio in lunetta per il capitano di Treviglio. In lunetta Emanuele Rossi con 2 tiri liberi. Doppia cifra per lui. (11 per Emanuele Rossi, 3 su 4 dalla linea. In panchina il capitano di Treviglio, dentro di nuovo Matteo Chillo, sulle tracce di Michele Maggioli. Amoni a sua volta in campo, effettua la rimessa. Sabatini chiama lo schema corna, va da Prato, di nuovo Sabatini. Henderson chiuso bene dalla difesa di Tambone, arresto e tiro di Henderson, ancora la retina che viene bruciata dalla conclusione dell'americano, che ora va a difendere proprio su Tambone. 4 minuti esatti alla conclusione della terza frazione. Marino va a una conclusione un po' forzata. Henderson chiuso da Tambone, fallo da parte di Tambone, primo per lui. Secondo fallo di squadra Remer Treviglio. Prato alla rimessa con la partita che ora vede il duello tra Maggioli, che ha appena ricevuto la palla, e Chillo che va a cambiare la difesa su Henderson. Ancora Carvel Henderson, 13 punti, un gesto quasi di disperazione di Adriano Vertemati. 3 canestri consecutivi in rapida successione da parte di Carvel Henderson, e Andrea Costa Imola che si porta a -5, 49-44, 3 minuti e 44 secondi alla conclusione della terza frazione. Una serie di canestri ad alto coefficiente di difficoltà, ma non per nulla sbagliati, non per questo falliti da parte di Carvel Henderson, che è così salito a 13 punti. Aveva chiuso i primi 20 minuti con un complessivo 2 su 5 da 2 e un 2 su 5 dal campo, ed ora un 3 su 3 che ha portato la formazione in maglia biancorossa dell'Andrea Costa Imola dal -11 alla -5, 49-44. Imola in trasferta viaggia con 7 vittorie e 5 sconfitte, segnando 73,7 punti, subendone 76,8. Remer, che in Treviglio migliora la sua ottava difesa del campionato, subisce meno di 69 punti, 68,8, ne segna 78,3, e sul parquet del Palafacchetti ha il 75% di vittorie, 9 su 12. Sorocas è andato a chiudere la stoppata dopo una palla persa in maniera un po' inconsulta per lui. È esploso l'entusiasmo del Palafacchetti dopo la stoppata di Sorocas. Ora la Remer deve cercare di sbloccarsi dal punto di vista offensivo, visto che ha segnato solo 9 punti
in quasi 7 minuti. Ed ora un'altra palla persa. Sono 8 quelle di Treviglio contro le 10 di Imola, anche se il trend in questa terza frazione è favorevole alla squadra di Sabatini e compagni. Eccolo qua Gerardo Sabatini. Prato, contatto falloso dovrebbe essere, è finito per terra Carvel Henderson, il fallo è di Mirko Turel. Secondo fallo di squadra dopo 27 minuti di gioco, nessuno oltre i 2 falli in casa Treviglio, l'unico con 3 falli Michele Maggioli per la formazione emiliana. Fuori Sabatini, vuole tenere alta l'intensità cambiando spesso la cabina di regia coach Ticchi, puntando sulla freschezza, sull'agilità, prima di Gerardo Sabatini, poi di Francesco De Nicolao. Amoni va da Maggioli, eccolo qua De Nicolao. Henderson, ancora una conclusione, questa volta sul ferro, si era liberato ancora in maniera egregia. Marino per Turel, voleva Chillo, invece lo consegna solo adesso il pallone al compagno. Ancora Turel, gioca a 2 per Chillo, si va da Marino, il blocco di Chillo per lui, lascia sul parquet De Nicolao, l'errore al tiro, rimbalzo per Carvel Henderson, rimbalzi 27 Treviglio 24 Imola. Henderson, palleggio dietro la schiena, attacca a Turel fino in fondo, tap out da parte di Chillo. Ora Marino prova a spingere contro Maggioli, Marino fino in fondo, lo scarico per Sorocas a rischio di infrazione di passi, riesce a servire Kizling, 15 secondi ancora, Chillo, Kizling va all'arresto e tiro, 2 punti di pregevole fattura, sono 4 quelli della partita di Kizling, sacrificatosi più in difesa che fattosi vedere in attacco. 2 su 6 al tiro per Kizling. 51-44, ultimi 2 minuti della terza frazione. Maggioli attacca Chillo che non può fare nulla contro i suoi 2,12 m, ma Sorocas spazza il tabellone. Turel ha cercato una penetrazione alla quale si è opposta Carvel Henderson. De Nicolao dall'altra parte va a prendersi un fallo da parte di Thomas Kizling. Secondo fallo per lui, si scaldano gli animi sugli spalti, si scalda il clima in campo, la partita quasi perfetta che vorremmo vedere, un primo quarto molto agile sotto il profilo offensivo, una seconda frazione dove anzi a dire la verità già dalla prima frazione sono cominciate le scaramucce tattiche dei 2 allenatori che hanno evidentemente preparato alla loro maniera, nel migliore dei modi, la partita secondo il proprio piano di gara. Ed ora sale anche l'intensità agonistica sul parquet di gioco, con Treviglio che va in esaurimento del bonus e De Nicolao che risponde con un 1 su 2 dalla lunetta, perfetto il primo, insufficiente il secondo libero. Turel contro la zona di Imola, zona 2-3, molto adattata tra l'altro. Kizling attacca De Nicolao, va da Tambone, alza la tripla, corta, rimbalzo per Amoni. Sabatini, 6 punti da recuperare per l'Andrea Costa. De Nicolao fino in fondo, perde il pallone, poi Chillo lo strappa anche a Kizling, chiede la collaborazione a Tambone contro Hassan, nell'angolo Sorocas, di nuovo Tambone, sfrutta il blocco, torna da Kizling, prova la tripla Kizling, sul ferro, rimbalzo lungo per De Nicolao, ultimi 44 secondi, Prato, giravolta, De Nicolao sbaglia, rimbalzo recuperato da Turel che lancia in contropiede Sorocas! Canestro con la Veronica del lituano, doppia cifra per lui, Remera più 8, 53-45. Lancio football per Chillo, Sabatini contro Turel, fino in fondo Sabatini,
secondo canestro della partita per Gherardo Sabatini. 53-47, 5 secondi fino in fondo. Tambone perde la maniglia, nulla di fatto. 53-47 il punteggio del terzo periodo, che ha visto gli ospiti rosicchiare 2 punti alla Remer, che era partita dalla +8 ed ora è alla +6. Sabatini, Sgorbati, Hassan, Prato e Amoni, quindi senza il Tope Maggioli, senza i 2 americani. L'inizio del quarto periodo per Imola, con l'assist dietro la schiena di Sorokas per il 7° punto di Chillo. 55-47. Marino, Tambone, Turella, Sorokas e Chillo invece il quintetto scelto da Vertemati per iniziare il quarto e decisivo periodo. 55-47. Eccolo qua, Capitan Prato per Amoni. Hassan in ritardo, la chiusura di Sorokas, ma il rimbalzo è di Treviglio. Tambone mette Chillo giù il pallone, va da Turella attacca, scarica per Chillo ancora. Il semigancio, e sono 2 canestri di Chillo, che ha trovato spazio nel cuore dell'area e ha riportato Treviglio sul 57-47. Sabatini attacca Turel nell'area, fuori per Sgorbati che sbaglia, recupera il rimbalzo, chiuso da Chillo. Sgorbati va da Amoni che cerca la tripla sul ferro, tap out di Chillo per Marino, non riesce ad andare in corsa la Remer, fa comunque velocità. Turel, Sorokas, Marino nell'angolo per Tambone, cambia di nuovo lato, ma c'è l'intervento da parte di Patrizio Prato. Doppio cambio Remer, fuori Sorokas, anzi no, Lele Rossi era soltanto a dare l'incitamento al più giovane Alessandro Spatti, quindi fuori Sorokas, dentro Spatti, fuori Sgorbati, è stato il 10° giocatore schierato in questo match da Giampiero Ticchi. Dentro Carvel Henderson che va a prendersi cura di Tambone. 8 secondi per chiudere questa azione. Marino 5, 4, 3, arresto e tiro di Tommaso Marino ed è la prima tripla della partita e Treviglio allunga sul 60-47. 7-0 di parziale in avvio di quarto periodo. Sabatini attacca, subisce fallo fino in fondo, fallo in coppia tra Marino e Chillo, dovrebbe essere il secondo per il playmaker senese. 2 tiri liberi per Gherardo Sabatini. 2 minuti esatti di gioco nella terza e quarta e decisiva frazione. Realizza 2 su 2 Sabatini, 60-49. Ancora la zona press a tutto campo per gli emiliani. Rosicchia qualche secondo nell'azione di Treviglio, che ora chiude con un assist di Spatti per Chillo, che però dà troppa veemenza all'appoggio al cristallo. Henderson, immediata la tripla di Carvel Henderson, 16° punto. Nessuno ha chiamato time out, nessuno ha chiamato minuto di sospensione, solo un cambio, fuori Sabatini, dentro De Nicolao. Però Imola è volata in un amen a -8. 60-52. Ancora De Nicolao che va ad attaccarsi a Tambone. Pallone che viene gettato alle ortiche, una fuorigiri da parte della Remer.
Quindi dal 7-0 Treviglio al 5-0 Imola, 5-0 ancora aperto. De Nicolao, vuole Henderson che riceve, Henderson contro Tambone, 10 secondi, arresto e tiro da 3, il tagliafuori di Chillo per il rimbalzo di Spatti. Marino, Tambone, Spatti, consegnato a Turel, palleggio dietro la schiena, raddoppiato, Spatti va da Chillo, Tambone, arresto e tiro. Due tra le formazioni meglio allenate del campionato nella nostra modestissima opinione. Imola ha vissuto soprattutto nel girone d'andata la sua parte migliore con 11 vittorie e 4 sconfitte. 4 vittorie e 4 sconfitte invece nel girone di ritorno, anzi 5 sconfitte. La meritata partecipazione al Final 8 di Coppa Italia nonostante l'estromissione da parte di Agropoli nei quarti di finale. De Nicolao sbaglia il primo dei tiri liberi dopo il time out. 0 su 2, 1 su 4 complessivo per De Nicolao, che quindi tiene l'Andrea Costa ancora dietro le 5 lunghezze rispetto alla Remer, che ora gioca questo attacco con Marino, particolarmente aggressiva la difesa di Prato su di lui. 8 secondi per chiuderla, Marino alla sua maniera, ed è ancora una tripla. 10 punti di Tommaso Marino con 2 triple velenose nel quarto periodo, 2 su 4 per lui dall'arco, 63-55. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di match. Hassan attacca il canestro da 2, questo ottimo inserimento nel cuore della difesa bianco-blu. 63-57, più 6 per la Remer, che si affida ora a Keizling. Prova anche lui da 3, nettamente fuori misura, serata dalle polveri bagnate dall'arco. 0 su 5 per il ceco. Hassan, buono il canestro, un'incredibile magia di Norman Hassan nonostante il fallo della difesa. È il primo fallo per Matteo Chillo. Hassan va in lunetta con un aggiuntivo, meno 4 per Imola. Intanto c'è un richiamo da parte del direttore di gara Marota nei confronti di Adriano Bertemati, richiamo ufficiale. Hassan sbaglia il tiro libero aggiuntivo, 63-59. 4:33 la conclusione del quarto periodo. Sorokas contro Prato, servito sotto Rossi, ma l'assist viene neutralizzato dal fischio. Primo fallo per Patricio Prato, che viene richiamato in maniera sufficientemente esauriente da Giampiero Ticchi. Anche lui pesarese come Michele Maggioli. Rossi riceve, 5 secondi per andare al tiro, arresto e tiro di Marino, corta la conclusione, il pallone è finito in testa a Rossi, che spende il suo terzo fallo e ferma in qualche modo il tentativo di transizione da parte di Amoni. Bonus esaurito per Treviglio, 2 falli invece per Imola. 4:10 la conclusione. Imola può ridurre ulteriormente, 2 possessi di ritardo, 63-59. De Nicolao, Amoni di nuovo il playmaker padovano. Anderson per Hassan, Hassan attacca poi Amoni, la tripla di Amoni sul ferro, taglia fuori di Turel per il facile rimbalzo di Paulius Sorokas, 10° rimbalzo della sua partita.
Arriva dopo qualche affanno di troppo anche il 13° punto di Rossi, che ha recuperato anche 5, forse 6 rimbalzi. C'è il cronometro fermo, cambio per Imola, fuori Amoni, dentro Leonard Washington. Attenzione alla sua esplosività. Treviglio intanto è scappata nuovamente a più 6, 65-59. Con il 13° punto di Emanuele Rossi, che ora va ad appigliarsi con il numero 2 di Imola. Eccola qua il duello tra Washington e Rossi. Anderson sbaglia e c'è l'11° rimbalzo di Sorocas. Marino per Tambone, attacca Marino con Anderson che si è aggrappato a Rossi. Secondo fallo, è duello aperto tra il 2,1 metri che l'anno scorso giocava tra i Los Leones di Quilpué in Cile e il capitano di Treviglio con 5 stagioni in maglia bianco-blu. Più 6 palla in mano Treviglio. Tambone contro Sabatini, mette giù il pallone Tambone, attraversa quasi tutto il campo, deve tirare Marino. Aveva rischiato di calpestare la linea, l'incrocio delle linee. Attenzione, 2:51, c'è il primo time out di questa seconda metà di gara per Imola. 65-59, 2:51 alla conclusione. 6 punti separano le due formazioni, una partita che si deciderà soltanto alla fine. 171 secondi di tensione, di passione e anche di schermaglie tecnico-tattiche tra i due allenatori, che si sono praticamente equivalsi lungo tutto il match. Sostanzialmente chi ha fatto la differenza fino a questo momento, che sta facendo la differenza, è il parziale del secondo quarto, quando Treviglio è riuscita a tenere a soli 11 punti la formazione emiliana. 23-21 infatti, più 2 Treviglio la prima frazione, 13-15 più 2 Imola la terza, ora 12-12, quindi equilibrio completo, salvo il 17-11 della seconda frazione, dove è stato protagonista in particolare Sorocas con Chillo e Tambone, mentre per gli emiliani aveva segnato praticamente soltanto Washington, peraltro anche con 2 schiaccioni di qualità. Sabatini, De Nicolao, Hassan, Anderson e Washington, il quintetto di Coach Ticchi. Marino, Tambone, Turel, Sorocas e Rossi, quello di Bertemati, direi i migliori 10 di questa sera. Washington perde la maniglia, ma c'è il fallo di Marino, terzo fallo per il play della Remer. No, è il quarto fallo quindi di Rossi. Attenzione, quarto fallo di Rossi che manda in lunetta Leonard Washington. Perfetta l'esecuzione del numero 2, classe 1988. Buono anche il secondo. Ed ora una quasi pasticcio in rimessa da parte di Treviglio, con Chillo che viene chiamato in campo al posto di Rossi. 2:37, 65-61. Rimessa di Marino per Tambone, poi di nuovo il playmaker senese che va da Turel. Ancora la difesa 2-3. Marino prova da 3 sul ferro,
rimbalzo per Carvel Henderson, 4 da recuperare per l'Andrea Costa che si affida a Sabatini. De Nicolao, Hassan da 3, la mette Norman Hassan, 10 punti anche per lui, 2 minuti e 6 secondi, 65-64. Turel, Tambone prova a rispondere sul ferro e adesso Imola ha il pallone per addirittura andare in vantaggio nel match, dove non c'era praticamente dal 6° minuto del primo quarto e dove c'è stata soltanto il 9° minuto del primo quarto sul 21-19, che rappresenta ancora il massimo vantaggio di Imola. Pallone importantissimo per gli ospiti, affidato a De Nicolao. De Nicolao vuole Washington, eccolo che riceve Washington contro Chillo, fino in fondo Washington, e arriva l'infrazione di passi da parte di Washington, con Chillo che strappa gli applausi dell'intera arena di Via del Bosco a Treviglio. Imola si affida ancora alla sua difesa zona. Tambone per Chillo, Treviglio in attacco, 12 secondi per chiudere questa azione, movimento di Chillo, Marino va ancora da 3, ancora sul ferro, rimbalzo di Sabatini, ultimi 67 secondi, Henderson, su di lui Kidsling, ancora Henderson in avvicinamento, si ferma, riesce a servire De Nicolao, sul quale va a commettere fallo. La difesa di Treviglio dovrebbe essere il terzo di Marino. Fuori Sabatini, dentro Prato per Imola, fuori Chillo, dentro Rossi per Treviglio. De Nicolao, i liberi del vantaggio a questo punto del pareggio. Pareggio che arriva a quota 65, 55 secondi a disposizione della Remer, che non segna ormai da 2 minuti. Pallone che scotta, Kidsling va da Tambone. In questi ultimi 2 minuti la Remer ha cercato con meno continuità la penetrazione. Ora un pallone sporcato da De Nicolao, che doveva smaterializzare il direttore di gara Marotta per poter recuperare definitivamente questo pallone. 7 secondi per chiudere questa azione importantissima per Treviglio. Con Ticchi che è andato a chiamare il time out. Attenzione, la stoppata ai danni di Turel. De Nicolao per Anderson che apre la tripla del +3 e arriva il time out di Adriano Vertemati. +3 Imola, 65-68. Che canestro da parte di Carvel Henderson, che stoppata da parte di De Nicolao, se non abbiamo visto male. 28 secondi, Treviglio sotto per la prima volta in questo match di 3 lunghezze. 65-68 ed è il terzo ed ultimo time out a disposizione di Adriano Vertemati, che rimonta da parte di Imola. Vi ricordate quando parlavamo di un 12-12 durante il precedente time out parziale del quarto periodo? Ora 21 Imola, 12 Treviglio. Vale a dire, eravamo sul 65-59 e ovviamente adesso 65-68,
con Treviglio costretta ad inseguire di 3 lunghezze il quintetto di Giampiero Ticchi, che ha fatto veramente un quarto periodo magistrale, ha messo un sassolino negli ingranaggi della Remer Treviglio, che non è più riuscita ad entrare nell'area, costretta al tiro dalla distanza. Treviglio è andata in fuorigiri. Emblematica anche l'ultima azione con la stoppata, ripetiamo, crediamo ancora di De Nicolao ai danni di Turel. Rimessa di Treviglio per Marino. Marino per Sorocas, che va a una conclusione clamorosamente sbagliata. Poi da 2 prende il rimbalzo, 12 di Sorocas. Anche qui però non è stata particolarmente felice la scelta di tiro da parte dei bergamaschi. Intanto dobbiamo dare dalle statistiche ufficiali la stoppata su Turel da parte di Patrizio Prato, che ora, dopo il fallo di Turel, terzo fallo personale, andrà in lunetta per 2 tiri liberi a 15 secondi e 7. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, -2 Remer Treviglio. Vediamo se cercherà il tiro per andare al supplementare. Marino contro De Nicolao. 10, 9, 8, 7. Turella si alza da 3. Non va, c'è il rimbalzo di Rossi, che mette il canestro a 1 secondo e 8 dalla fine. Attenzione, time out da parte di Imola a 1 secondo e 8 dalla fine. Rossi mette un canestro che pesa 1 tonnellata al Palafacchetti, ma c'è ancora speranza per l'obiettivo vittoria di Imola. 69-69, incredibile il Palafacchetti di Treviglio. Il popolo bianco-blu inneggia ad Emanuele Rossi, cantando "Un capitano, c'è solo un capitano", ed ora cerca di richiamare tutto il Palafacchetti di Treviglio per giocarsi nel supplementare, le speranze ancora di supplementare per la Remer Treviglio. Rimbalzo clamoroso quello di Emanuele Rossi. 69-69, meno di 2 secondi, ma in 2 secondi si può costruire qualsiasi tipo di azione. In modo particolare, tanto per citarne uno, una alley-oop al volo, cercare un fallo, cercare Carvel Henderson. Sono tantissime le frecce nell'arco del quintetto di Giampiero Ticchi. Godiamoceli questi ultimi 2 secondi. De Nicolao la rimessa, servito Henderson da 3, non va, ha cercato la conclusione veramente da casa sua. Overtime al Palafacchetti di Treviglio. Imola aveva già giocato il derby con Bologna alla seconda di campionato, vinto 93-87. Treviglio alla seconda gara al Palafacchetti, quarta di campionato contro Recanati, 77-72. E adesso ce ne godiamo un altro, perché visti questi 4 periodi, viste le premesse, assistiti a questi 40 minuti di grande intensità, credeteci, pensare che la conclusione all'overtime fosse la cosa più logica sembra proprio la definizione, la sentenza migliore. A volte è anche una sentenza, quella degli overtime, difficile, più incerta, più crudele. Imola ha visto lo striscione dell'ultimo chilometro molto molto vicino, ma Rossi con una
colpo di reni, giusto per continuare ad adottare termini ciclistici. Ha raggiunto proprio sul photo finish la formazione di Giampiero Ticchi. Remer già pronta in campo con Tambone, Marino, Sorocas, Kiezling e Rossi. Per gli ospiti Henderson e Washington, Maggioli, De Nicolao e Prato. Si riparte con la rimessa a metà campo per gli ospiti. Primo pallone quindi per Andrea Costa, Prato, De Nicolao, Henderson contro Tambone, ancora Henderson, scivola Tambone ma gli sfrutta, gli ruba praticamente il pallone e poi lo riconsegna a Marino. Ora Rossi se la deve vedere con Maggioli, ma intanto c'è Marino che apre le danze con una tripla delle sue, 72-69. Prato, Maggioli, attenzione che c'è Rossi in campo con 5 falli, pallone sporcato da Rossi, Sorocas per terra, va a prenderlo e lo consegna al proprio capitano, poi Marino contro Henderson, Tambone, 1 minuto se n'è andato, Kiezling, Marino, 12 secondi per chiudere questa azione, Tambone da 3, sul ferro, rimbalzo lungo, Tambone cerca di farlo rimbalzare sull'avversario ma calpesta prima la linea di demarcazione del parquet. 72-69, 3:46 ancora da giocare su questo overtime. Henderson per De Nicolao, non ci sono giocatori di Imola a rischio falli, solo 3 per Maggioli. Peraltro non ha ancora esaurito il bonus del quarto periodo la formazione di Ticchi. Henderson, ancora la tripla sul ferro, rimbalzo di Rossi e per Rossi al rimbalzo numero 8. Pallone sporcato da De Nicolao. Si deve procedere all'asciugatura del parquet, cambio Imola, fuori Carvel Henderson, fuori De Nicolao, dentro Sabatini. Carvel Henderson era andato a parlare con Marco Pierantozzi. Marino riceve da Tambone. Dieci secondi per chiudere questa azione. Marino va da Sorocas. 7, 6, 5. Arresto e tiro di Marino. Ancora da 3! Incredibile! Tommaso Marino! Ma ci sono ancora 3 minuti e 3 secondi. 75-69. Prato per Sabatini. Contro Sorocas. Washington attacca Sorocas. In allontanamento. Bellissimo anche questo canestro di Leonard Washington. I primi 2 punti per gli ospiti. 75-71. Marino, ancora? No, rimbalzo di Leonard Washington, 2-22, Carvel Henderson che vorrà rispondere a Tommaso Marino, eccolo qua, spende il fallo, Tambone, secondo fallo per lui, 2 tiri per Henderson che vede il ventello. Fuori Maggioli, dentro Norman Hassan. (2:17 sul cronometro).
Henderson avrà sbagliato 6 o 7 tiri liberi in tutto il campionato. Stasera 4 su 4, ora 5 su 5, 21 per Henderson, 75 a 73, più 2 Treviglio. Sorokas, Marino, 10 secondi per chiudere questa azione, pallone quasi perso, Rossi stoppato, pallone recuperato ora da Imola con Henderson, chiuso da Kisling, grande difesa da parte dell'Andrea Costa. Sabatini, Prato, Marino contro Prato, da 3 Patricio Prato, sbaglia, Sabatini recupera il rimbalzo ma sbaglia, lo recupera di nuovo Prato ma sbaglia ancora, e questa volta Emanuele Rossi che fa suo la carambola e poi la serve a Tambone. Rientra in ritardo Imola, ma Treviglio non ne approfitta. Sempre più 2, palla in mano Treviglio, 1:24 sul cronometro. Marino va da Tambone che prova da 3, la mette Matteo Tambone, la mette. 9 per Tambone, 3 su 9 dall'arco. Remer a più 5, 78 a 73. Time out da parte di Giampiero Ticchi, 1:18 alla conclusione. 3 conclusioni pesanti di Treviglio, 2 con Marino, questa invece l'ha lasciata al proprio collega di ruolo Matteo Tambone, che ha portato di nuovo la Remer a più 5, 2 possessi di ritardo per l'Andrea Costa Imola. (1:18 sul cronometro di un match direi diretto in maniera lineare, quasi anonima, e questo mi sembra sia il modo migliore da parte di Sergio Noce, Marco Pierantozzi e Giampaolo Marotta, che sicuramente avranno anche commesso forse qualche errore in un momento particolare della partita, però lo ripetiamo, non hanno inciso in maniera deleteria sulla partita, soprattutto hanno mantenuto un metro unanime in tutto il match. Ma vediamolo questi ultimi 78 secondi di overtime. Carvel Henderson va a scaricare per Washington che sbaglia, arriva però la correzione di Carvel Henderson, 23 per lui, 78 a 75, quando mancano ormai 60 secondi. Kizin, Tambone, Marino, 10 secondi per chiudere l'azione, Sorokas, libero, il canestro col fallo di Amoni, il canestro di Sorokas che va a 14, il terzo fallo di Francesco Amoni, l'aggiuntivo per Paulius Sorokas a 51 secondi. Di Sorokas, 81 a 75, più 6 Treviglio, palla in mano Imola, Sabatini per Norman Hassan, che canestro, 13 per lui, 81 a 78, 40 secondi, Kisling per Sorokas, gioca col cronometro Treviglio, ma ovviamente non lo può tenere fino alla fine il pallone. 10 secondi per chiudere questa azione. Tambone prova da 3, non va, rimbalzo di Sorokas e il fallo su di lui. Quantomeno Imola ha evitato il 2+1, per cui questa può essere un'azione importante per Imola. Terzo fallo di Leonard Washington, che chiedeva di assegnare la penalità a Gerardo Sabatini. 81-78, 25 secondi, 2 liberi per Sorokas che va a quota 16. (82-78), 17 del lituano
83-78, ma non è finita. Fuori Rossi, dentro Chillo. Rimessa di Washington per Sabatini. Carvel Henderson da 3, non va. Rimbalzo di Amoni che serve per Sabatini, prova lui dall'arco, non va. Rimbalzo di Marino che vale quasi 2 punti, vale quasi una salvezza per la Remer Treviglio, che vede lo striscione della permanenza in Serie 2 per Treviglio. È un risultato storico per questa società, partita dall'Oratorio Salesiano nel 1971 alla sua prima partecipazione in Serie 2. Vede la possibilità di festeggiare con 5 turni di anticipo la permanenza nel massimo campionato dilettantistico. Tambone sbaglia il primo tiro libero. Ci sono ancora 6 secondi a disposizione di Imola. Realizza Tambone doppia cifra anche per lui. 84-78. Sabatini fino in fondo lo lasciano segnare ed è il canestro meno doloroso per Treviglio in questo campionato, perché la Remer adesso, lo si può dire, è matematicamente salva. Quello che ci sarà dopo lo racconteremo nelle prossime occasioni. Intanto Imola cede l'onore delle armi, si appresta a sua volta a un finale di campionato che giustamente la deve vedere protagonista anche nella post season. Prossimo turno con Ferrara, poi con Mantova ancora in casa per Imola. Treviglio che ora va con ben 28 punti al proprio attivo al match di domenica prossima al Paladozza, ma ricordiamo, Treviglio è già salva, è già sicura di rimanere in Serie 2. Grazie a Stefano Borgonovo per le riprese. Ricordiamo il finale dal Palafacchetti di Treviglio, Remer Treviglio 84, Andrea Costa Imola 80. Da Paolo Taddeo l'appuntamento alla prossima occasione.